L'ordinanza della Regione Veneto ha rimodulato il servizio di trasporto pubblico locale. A partire da domani Dolomiti Bus sospende i servizi festivi dell'urbano di Belluno e dell'extraurbano. Il servizio urbano di Belluno sarà ridotto alle sole 3 linee che solitamente venivano utilizzate per il festivo, con orario dalle 7 alle 19 e frequenza ogni 60 minuti anziché ogni 30. È comunque garantito il collegamento con il centro città, dai quartieri e dalle frazioni più popolate, dall'ospedale e dalla zona commerciale di Belluno. Penso che sia anche giusto riuscire a fare questi interventi potenziando quelli invece per i lavoratori, qualora le aziende rimangano ovviamente aperte. Si cerca soprattutto di limitare al massimo assembramenti di persone, quindi potenziare le corse in quel senso lì. Sono soppressi anche gli altri servizi urbani a Pieve di Cadore, Auronzo e Feltre. Per il servizio extraurbano dal lunedì al venerdì vengono mantenuti invariati gli attuali collegamenti solo per le zone industriali più rilevanti, Agordo, Sedico e Villanova di Longarone. Diversa la questione per quanto riguarda le autolinee adibite al trasporto di lavoratori verso le fabbriche, così come le autocorse sostitutive del servizio ferroviario. Cercheremo di potenziare proprio quelli in modo da poter fare magari più pullman che possono trasportare i lavoratori. Abbiamo subito fatto già degli interventi comunque in settimana per quanto riguarda gli skibus, per quanto riguarda quelle corse che ce ne stiamo un po' focalizzando anche l'attenzione per quanto riguarda la famosissima tratta Santo Stefano-San Candido. Un'operazione di monitoraggio continua, spiega il presidente Padrin, che esamina la situazione attuale dall'entrata in vigore del decreto che impone l'obbligo di restare a casa per evitare la possibilità di trasmissione del contagio. Ci sono troppe persone che affollano i supermercati, dice Padrin. Io direi di fare anche qualche approvvigionamento, perché qualche supermercato dice non entrate per fare il minimo del minimo, nel senso che fate anche una spesa un po' più sostanziosa in modo che vi rimanga qualche giorno in più, in modo da permettere a queste persone di rimanere in casa un po' di più, perché questi secondo me sono messaggi da dare.